bisogna fare chiarezza e solo con la chiarezza poi potremo fare dei controlli ben precisi. Esiste in questo momento un vuoto normativo sul fronte dei controlli in materia di Green Pass, di fatto demandati ai soli ristoratori, titolari di palestre e piscine, gestori di cinema e teatri, perché le forze dell'ordine non hanno ad oggi strumenti effettivi per verificare se qualcuno fa il furbo. La conferma arriva dalle parole del comandante della Polizia Locale di Treviso, Andrea Gallo. La norma ha ancora dei lati grigi, non dico oscuri, ma applicativi molto, molto difficili. Ad esempio non è obbligatorio, da quello che è previsto dal DPCM del 17 giugno, che l'esercente faccia l'identificazione del cliente, ma chieda solo il Green Pass. Quindi bisogna capire effettivamente come effettuare i controlli. Quindi anche da parte nostra abbiamo chiesto alla Prefettura, tramite il Ministero degli Interni, che ci siano delle direttive ben precise. Un tema sul quale è intervenuta oggi Luciana Lamorgese, Ministro dell'Interno, che non ha escluso controlli a campione nei locali insieme alla Polizia Amministrativa, ma ha anche sottolineato come saranno i titolari a dover provvedere, anche se non potranno chiedere la carta d'identità ai clienti. Non si può pensare, ha spiegato Lamorgese, che l'attività di controllo venga svolta dalle forze di polizia. Significherebbe distoglierle dal loro compito prioritario, che è garantire la sicurezza. E a questo proposito ha annunciato che è in via di preparazione un'apposita circolare che dovrebbe fornire un quadro più chiaro per tutti, per fare in modo che il sistema del Green Pass non naufraghi sull'impossibilità di verificarne la corretta applicazione.